Allora, ci siamo lasciati, segretario, con degli esempi che lei ci voleva fare per farci capire bene di che cosa stiamo parlando. Ci racconti? Sì, quindi ripeto, noi dobbiamo come dire, da una parte togliere le rigidità della Fornero con quel meccanismo che dicevo prima, cioè dei 41 anni di contribuzione e 62 di età. Dobbiamo recuperare in termini di solidarietà con i giovani, tenendo conto appunto del contesto in cui stanno lavorando attualmente. Dobbiamo anche recuperare in termini di equità. Perché? Prendiamo un lavoratore e una lavoratrice, entrambi lavorano in banca, uno fa il funzionario di banca, l'altra fa le pulizie in banca. Il funzionario percepisce, diciamo, 5.000 euro al mese, purtroppo come dire, la lavoratrice che fa le pulizie a part-time, perché in genere lavorano 3-4 ore, prende molto meno di stipendio. 20 anni lavora il funzionario, 40 anni lavora l'operaia. Cosa succede? Succede questa cosa, entrambi vanno a chiedere la pensione. La signora, la lavoratrice, gli viene fatto il conteggio dei 40 anni, siccome la Fornero prevede che tu per poter accedere alla pensione devi avere almeno la tua pensione, il livello della tua pensione deve essere almeno 2,8 volte il trattamento minimo, che ricordo siamo intorno ai 1.300 euro al mese. La signora questa pensione non la raggiunge, per cui gli dicono: no, guarda, tu devi aspettare ancora fino ai 67 anni per poter andare in pensione. Anche se ne ha fatti? Anche se ne ha fatti 40. Stiamo parlando che una persona che ha lavorato 40 anni. Ah, anche se ne ha fatti 40 deve aspettare? In banca, il funzionario, stessa banca, ha lavorato la metà degli anni, cioè 20 anni, però lui può andare in pensione e siccome la sua pensione, insomma il suo stipendio sicuramente supera i 1.300 euro di pensione, con i 20 anni di pensione potrà andare in pensione. Quindi noi ci troviamo... Però con la vecchiaia almeno? Ci troviamo con questo paradosso, no? Che uno, pur avendo lavorato solo 20 anni di contributi, parliamo di contribuzione, potrà andare in pensione. La signora, pur avendo versato 40 anni di contributi, deve ancora aspettare per andare in pensione. Ma io mi chiedo, ma deve aspettare i 71 anni. Ma sto dirigente bancario con 20 anni di contributi, quanta anzianità avrà? Una vecchiaia? Ci va con l'età. Però deve avere l'età. Esatto, ci va con l'età e con 20 anni, devo avere minimo 20 anni di contributi. Okay. Adesso io con 20 anni di contributi, una volta che ho raggiunto l'età anagrafica, posso andare in però l'età anagrafica quindi deve avere quanti anni? 60 rotti. La lavoratrice, pur avendo quell'età anagrafica da poter andare in pensione di anzianità, non potrà andarci, dovrà aspettare. Allora lei capisce che c'è un problema di equità da questo punto di vista, cioè non solo la lavoratrice fa un lavoro che sicuramente è più pesante e molto più usurante, ha lavorato 40 anni, deve ancora aspettare, l'altro invece potrà andarci. Quindi è evidente che con le soglie che ha inserito la Fornero, cioè 1,5 oltre il trattamento minimo se voglia andarci con l'anticipata e 2,8 se voglia andarci con l'anticipata e 1,5 se voglia andarci con la vecchiaia, lei capisce che è una grossa rigidità da questo punto di vista. Quindi noi chiediamo che questa venga rivista, questa norma. Ecco, quando parliamo di recuperare in termini di equità, quindi flessibilità, solidarietà, equità. Quello è quello che noi stiamo cercando di portare con la nostra piattaforma. Stiamo chiedendo superare questi paradossi, insomma, perché veramente sono incomprensibili oltre che ingiusti, insomma. Direi. Allora, voi chiedete ancora al governo, chiedo l'altra slide di supporto, perché qua a livello generale dei pensionati
La famosa 14ª mensilità, ma non c'era già prevista la 14ª mensilità? Allora, tanto noi dobbiamo dire una cosa, insomma, in questo paese si pensa che uno perché è in pensione è un privilegiato. Allora, intanto diciamo che non è così, non è perché uno è pensionato è un privilegiato, tanto perché ha versato i suoi contributi. Questo come dire, è il primo aspetto. Il secondo è che abbiamo visto all'inizio, insomma, che spesso parliamo di pensioni basse, cioè che stanno sotto i 1.000 euro lordi, insomma. Detto questo, noi diciamo che dal 2011 ad oggi, quindi nell'ultimo decennio, con i meccanismi che sono intervenuti, cioè di blocco della rivalutazione delle pensioni, le pensioni non vengono più rivalutate e quindi la media, cioè tra ciò che un pensionato percepiva 10 anni fa e ciò che percepisce adesso, ha perso quasi una mensilità, che non è, se ci pensate, in questi anni insomma, non è poca cosa perdere una mensilità, e non è che io quando rinnovo il contratto di lavoro magari posso aspirare a chiedere di più, perché il pensionato, la sua pensione è quella lì, da lì anche i lavoratori però a volte non hanno avuto questo adeguamento. Certo, no, per carità, io non voglio mettere in contrapposizione, ci mancherebbe altro che volessi mettere in contrapposizione i lavoratori con i pensionati, però esiste un problema di rivalutazione delle pensioni. In parte lo abbiamo risolto con la 14ª. Cos'è che diciamo noi? Diciamo che siccome il blocco della rivalutazione delle pensioni ha inciso in particolar modo sulle pensioni da lavoro, cioè quelle che hanno pagato i contributi, quindi parliamo delle pensioni che vanno oltre i 1.300 euro lordi, sempre ci tengo a segnarlo, a evidenziarlo, noi diciamo su quelle pensioni dobbiamo agire per rivalutarle, ed ecco che pensiamo ad un'estensione della 14ª, che oggi è siamo arrivati a 2 volte il trattamento minimo, cioè che sta circa sui 1.000 euro, sulle pensioni da 1.000 euro al mese. Noi diciamo che bisogna portare che quella 14ª lì la possano percepire anche quelli che percepiscono almeno 1.500 euro lordi di pensione al mese. Perfetto. Ecco, quindi allargare a questa platea, che significa dare dei soldi, se parliamo del Veneto, ad altri 95.000 pensionati, non poca cosa, insomma. Poi che insistete sulla separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, e questo è un altro aspetto su cui anche su questo noi diciamo attenzione, ecco, qui non vorrei creare chissà quali aspettative, cioè noi quasi il 40% della spesa pensionistica è fatta da pensioni assistenziali, quindi noi diciamo che sarebbe giusto separare la spesa cioè cosa che è spesa assistenziale da ciò che è spesa previdenziale. Però attenzione, non ci sarà un risparmio chissà che cosa, però a cosa serve questo a noi? Serve nei confronti dell'Europa, perché oggi l'Europa nel calcolare la nostra spesa pensionistica ci calcola tutto, come negli altri paesi, quindi nella parificazione cosa succede? Viene fuori che l'Italia è quella che ha la spesa pensionistica più alta d'Europa, tra le più alte. Ma non è così, perché? Perché l'Europa nel calcolare la spesa pensionistica calcola anche il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, cioè la liquidazione per l'Europa è spesa pensionistica, ma noi sappiamo che non è così, perché è salario differito. Certo. Ma per l'Europa quello è spesa pensionistica impropriamente, perché appunto sta dentro la cosa dell'INPS. L'altra questione sono i 50 miliardi che ogni anno i pensionati danno di ritorno dalle pensioni al fisco. Anche lì noi siamo il paese che paga più tasse, non è che gli altri non le pagano, ma ne pagano molto meno. Quindi voi chiedete una riduzione del prelievo fiscale? Cioè noi diciamo che da questo punto di vista noi siamo pensionati che pagano più pensioni rispetto, anche rispetto ai lavoratori dipendenti, cioè noi l'ultimo cuneo fiscale riconosciuto dal governo, noi come pensionati non ci siamo entrati,
e quindi si è allargata la forbice tra le pensioni, tra le tasse che pagano i pensionati e che pagano gli altri i lavoratori. Ultimo ma non da ultimo, la previdenza complementare, rilanciare le adesioni alla previdenza complementare negoziale, rendendola accessibile anche a chi lavora nelle piccole imprese e ai giovani. Non se ne è più parlato da molto tempo, però purtroppo bisogna Purtroppo lì è un problema grosso che riguarda in particolare i giovani, perché dal 1995, cioè con Dini, la riforma Dini del 1995 ha portato tutti al contributivo, cioè vuol dire che la mia pensione non viene più calcolata sugli ultimi anni di stipendio, ma anno per anno sui contributi che io verso, e questo cambia un bel po' le questioni, no? E quindi noi avevamo detto facciamo la previdenza complementare come terza gamba. Purtroppo non è mai partita, vuoi perché il lavoratore spesso non ci pensa, soprattutto quando è giovane, non pensa alla pensione quando comincia a pensarci verso i 45 e 50 anni, insomma. E poi perché le aziende, siccome versano una parte, le aziende non sindacalizzate, le piccole aziende tendono a osteggiare questa cosa, e quindi ci troviamo con questo problema. Noi diciamo che invece bisogna trovare il modo di risolvere, altrimenti i giovani un domani non si troveranno con niente in tasca, sostanzialmente, e quindi hai un problema sociale grossissimo. Esatto. Allora, grazie tantissimo veramente, grazie a tutti voi stato qui con noi. Per la pazienza. No, ma sono cose importanti. Materia che, insomma, la materia non è facile, è strategica, è importantissima, lo ricordiamo. Allora a questo punto fate le vostre valutazioni, le vostre considerazioni, ma è meglio sempre recarsi su previo appuntamento presso le sedi dello SPCGIL del Veneto, presenti in tutti i territori provinciali e comunali, andare a farsi dare una controllatina alla pensione e chiedere tutte le informazioni. Basta avere che cosa, il codice fiscale, vero? È semplicissimo, quindi non occorre neanche. Più documentazione portate meglio è, se mai ve la tenete in tasca, ma è meglio portarla. Grazie ancora, buon proseguimento e noi ci vediamo prestissimo. Grazie a tutti voi.